Buon pomeriggio, siamo al terzo incontro del corso di quest'anno dedicato a Venezia e l'acqua e le lagune. Questa sera Michele Gottardi, che è un'istituzione in istituzione, è stato presidente dell'Ateneo Veneto, ha svolto diverse funzioni all'interno dell'Ateneo, sì, ha fatto tutto, insomma, ecco, va bene. E il tema di cui ci parlerà si inserisce, mi sembra, in modo coerente in diverse delle attenzioni, riflessioni relative all'ultimo incontro e anche un po' alla mia presentazione. Il titolo, come vedete, è Dei moderni idraulici principe, Pietro Paleocapa, dalle lagune a Suez. Il titolo poi ve lo spiegherà Michele, ma chiunque si diriga da Venezia verso Piazzale Roma per andare a prendere un bus o l'automobile, può darsi da veneziana che abbia letto questa frase in un monumento, insomma, dedicato proprio a questo personaggio. Talvolta non ci sofferma a vedere che cos'è e chi è, ma insomma è lì. E mi sembra importante, dopo aver visto sia un po' le mappe che riguardano i fiumi, ma che rivelano un certo tipo di insediamento, di difesa della laguna, la precedente lettura, quella di Cagnato, poi avremo Piero Falchetta la prossima volta che ci mostrerà un altro modo di leggere delle immagini insieme ai documenti su un argomento diverso da quello di Cagnato, quindi sono due temi che perfettamente si integreranno, e qui torniamo, come dire, ad un aspetto latamente istituzionale, e cioè una attenzione rivolta ai tecnici, ai periti, agli esperti, a quelli che conoscono la laguna, che operano nella laguna e che hanno delle competenze per comprenderne, come dire, la lingua segreta, no? Abbiamo già detto, poi ci saranno i comitati civici anche nell'ultima riunione, e uno dei problemi, degli interventi internazionali. No, non civici. Sì, internazionali, scusa. Civici. Civici nel senso di senso civico, va bene, ci siamo capiti. Un lapsus. Stavo dicendo di questa importanza dei tecnici, dei periti e delle diverse lingue e della laguna da leggere nelle sue strutture profonde, no? Uno degli enormi problemi, non soltanto recenti, il canale dei petroli, gli interventi post alluvione del 66, eccetera, eccetera, come anche i libri di Dal Paus dimostrano, è stato proprio questo, di interpretare la complessità della laguna. Abbiamo visto, no? Canali, fiumi, la laguna in sé, l'intreccio tra i corsi d'acqua che scendono dalla pedemontana e dalla montagna, sfociando in laguna, e il mare che incombe da un'altra parte. È un meccanismo complesso, idraulicamente molto complesso, e la Repubblica di Venezia aveva, come dire, formato un corpo. Non erano i nobili veneziani quelli che sedevano nel Maggior Consiglio, nel Senato, questi sì stavano dentro le magistrature, ma al loro servizio c'era, come dire, un corpo di competenti, di tecnici, di periti, che provvedeva. Le riforme che noi leggiamo negli archivi sono proposte in realtà da questi tecnici, da questi funzionari. Qui vediamo un tecnico, un esperto che in realtà interviene dopo la caduta della Repubblica, ma vedremo perché, in che modo è legato alla storia della Repubblica anche da un punto di vista familiare. Non voglio anticipare nulla, Michele, grazie per la tua partecipazione e anche per i consigli e i suggerimenti che mi sono molto serviti per allestire questo corso, mi sembra seguito con interesse e partecipazione, e a te la parola. Grazie, buonasera a tutti, chiedo scusa se ogni tanto avrò dei cali nella voce, reduce di qualche male di stagione, ma insomma, cerchiamo un po' di entrare subito nello specifico. Se chiunque, andando, come diceva il professor Viggiano, di fretta, magari un po' in ritardo, cosa che non avviene mai a Venezia ovviamente, si diriga velocemente verso Piazzale Roma passando il ponte dei Tolentini, vede relegato in mezzo ai giardinetti Papadopoli
la figura di un austero signore, di cui ricorre sempre questa frase passando, quelle frasi che si vedono scorrendo e che si avrebbe sempre voglia di vedere perché questo signore dei moderni idraulici è il principe. E allora, così so che non dormirete se non ve lo svelo, ma ve lo svelo lo stesso, vi dico anche cosa c'è dietro questo monumento di questo ingegnere di cui parleremo questa sera. Sulla veneta spiaggia e al Cenisio vincitore della natura, fra l'Eritreo e il Mediterraneo, anche degli emuli, compagno e consigliero, in Venezia e in Piemonte, agli iniziatori dell'italica redenzione. Nacque a Bergamo, morì a Torino, eccetera, eccetera. 1788-1869. Cosa ci fa un personaggio dall'indubbia origine greca ad aprire i suoi occhi a Nese, oggi Alzano Lombardo, il 9 novembre del 1788, in epoca in cui le immigrazioni anche in Lombardia e anche nel Bergamasco evidentemente erano frequenti, come lo sono anche oggi molto peraltro, e che quindi in qualche modo incuriosisce. E in realtà è una delle cose così presenti nella Repubblica Veneta, la tradizione delle famiglie greche che si spostavano nella dominante o nei dominio da terra o nel dominio da mare. La famiglia Paleocapa, a cui appunto Pietro appartiene, è una famiglia originaria di Creta, sono nobili di Creta. E dopo la guerra di Candia, quindi alla fine, grosso modo poco dopo la metà del 600, si trasferisce a Tine. Tinos, ultimo possedimento della Serenissima nelle Cicladi. Dopo il trattato di Passarovic, 1718, che vede la fine del dominio veneziano nella Morea, ovvero nel Peloponneso, mentre un ramo della famiglia rimaneva nell'arcipelago a esercitare le funzioni di console della Repubblica, un altro ramo si sposta in Dalmazia e intraprende con il bisnonno di Pietro, Angelo, intraprende la carriera di cancelliere nello Stato da Mar. Angelo e poi il padre, Mario Paleocapa, che nasce a Zara, e altri fratelli a Corfù, cioè nelle varie sedi di quello che è appunto il genitore. I cancellieri, figura che esiste ancora oggi in diversi settori dell'amministrazione pubblica e privata anche, i cancellieri garantivano una sorta di continuità con l'amministrazione centrale dello Stato veneto. Mario è il primo tra questi fratelli che decide di lasciare lo Stato da Mar e di trasferirsi nello Stato da terra, accettando cioè degli incarichi nella terraferma veneta. E comincia ad andare a Bergamo, cioè comincia ad andare nel Bresciano, poi a Bergamo, e in una pausa di queste cancellerie nasce Pietro nella villa che la famiglia della madre Cecilia Biadasio Imberti aveva in quella zona. Da lì poi a Palmanova, si trasferisce a Palmanova ed è qui, a Palmanova, dagli anni 80 alla fine della Repubblica, 1797, che vive la famiglia di Pietro Paleocapa. Per la continuità che le istituzioni garantiscono, il padre di Paleocapa viene rimpiegato dal primo governo austriaco come giudice del tribunale di prima istanza e poi dopo anche in quello napoleonico in una corte d'appello, prima a Venezia e poi a Brescia. Quindi vedete che, così come avviene per alcuni segretari del Consiglio dei Dieci anziché del Maggior Consiglio, carica dei cittadini originari, no? Alcuni di questi continuano la loro carriera, la continuità delle istituzioni passa ben al di là di quello che era l'avvicendamento e l'avvicendarsi del colore dei governi.
L'infanzia di Paleocapa si svolge pertanto tra la Lombardia e la fortezza di Palmanova, dalla quale fugge all'arrivo dei francesi il 7 maggio del 97. Dopo Campoformido, Paleocapa segue le sorti dei suoi concittadini e diventa prima suddito austriaco, poi italico. Nel frattempo segue la tradizione familiare degli studi giuridici a Padova, che alterna con lezioni di matematica, ma nel 1808 abbandona l'università, si arruola. È una cosa abbastanza comune in questo periodo, un periodo controverso, un periodo bellico, un periodo agitato da molte guerre. E dicevo, Pietro entra alla scuola militare per l'artiglieria Il Genio di Modena, che era stata riformata nella chiave tecnico-matematica che piaceva molto a Napoleone Bonaparte e che era altrettanto congeniale al giovane Pietro, risultando non a caso il primo nel concorso per la missione. Dei due interessi, dei due profili, Paleocapa sceglie quello del genio, che è la base della sua formazione di ingegnere pur non laureato, perché esisteva anche un corpo di ingegneri civili che poteva non laurearsi, non addottorarsi a Padova o nelle altre università. Esce nel 1812 dalla scuola col grado di tenente, si occupa di fortificazione a Peschiera e a Osoppo, viene inviato in Germania, in una delle ultime controffensive di Napoleone, viene nel secondo corpo d'armata e partecipa a alcune vittorie, ma soprattutto a una sconfitta a Dennewitz poco prima di quella di Lipsia. Viene internato in Pomerania, tornerà a Brescia. Lì finisce la guerra e si occupa ancora di forti a Peschiera, e con il ritorno degli austriaci Paleocapa fu tra i pochi ufficiali a cui viene offerta la possibilità di passare nell'impero asburgico. Evidentemente gli si riconosceva una perizia che andasse al di là della sua origine italica. In realtà Paleocapa rifiuta. Qualcuno volle leggere una sorta di coerenza, più facilmente, più onestamente, egli rifiutò per poter restare vicino al vecchio genitore ormai infermo. E infatti, proprio per questo motivo, manda una richiesta il 30 novembre 1816 per essere congedato e assunto nell'Imperial Regio Corpo degli Ingegneri di Acque e Strade. Nell'istanza Paleocapa sottolinea di essere, cito, l'unico figlio maschio e l'unico sostegno perciò della vecchiezza di un padre cadente. Oltre a Pietro c'erano altre due sorelle in realtà, Marianna e Carlotta, ma continua in una supplica che è conservata all'Archivio di Stato. Per questo aveva abbandonato la carriera militare, per questo ora si rivolgeva al governo, convinto che in nessun'altra carriera civile egli potrebbe riuscire plausibilmente quanto in quella degli ingegneri di acque e strade. Il governo, il 4 marzo del 17, quindi qualche mese dopo, approva la proposta di assunzione di Paleocapa, che entra nello stato dell'amministrazione asburgica come ingegnere supplente. Dopo peraltro aver preso il governo le adeguate informazioni di polizia, dalla quale traspare che il giovane di anni 29, giovane di qualche talento, di condotta regolare tanto sotto i rapporti morali che riguardo i politici, gode finalmente di una vantaggiosa opinione. Qui avete visto una raffigurazione di un Atlante di Tine, appunto. Tra i suoi primi incarichi, nel 1818, c'è il tentativo, da parte di Paleocapa, di mettere mano al complesso e fragile sistema idraulico del Veneto, in particolare in Polesine, in cui progettò un nuovo argine tra il Po Grande, il Po di Goro e il Po di Gnocca, della Gnocca. Un faro per il porto di Malamocco e la costruzione di un'opera idraulica
alla Polesella, sulla rampa Gussona, poi lasciata perché destinata ad altro incarico. Nel frattempo, infatti, la perizia e la bravura di Paleocapa si percepisce e il governo, l'aulico governo, quindi il governo centrale, lo chiama a sé, nonostante avesse chiesto un posto di ingegnere di prima classe. Invece riceve l'incarico di fare il perito nella commissione per il censo. La commissione per il censo era presieduta da un feltrino di Fonzaso, Francesco Mengotti, che era stato l'artefice dell'operazione catastale nel primo governo austriaco, quando aveva fatto capire agli ex patrizi che era finita la pacchia, ovvero era ora che la finissero di dire che avevano 4 campi sempre, che andavano sempre sotto acqua e che non guadagnavano nulla e che non dovevano far fronte a una famiglia numerosa, che loro denunciassero pure quanti campi avessero e che poi lo Stato sarebbe andato a vedere se effettivamente di che natura era, cioè un normale, regolare catasto, come era stato fatto in Toscana, come era da Pompeo Neri, come aveva fatto poi lo stesso in Lombardia nel periodo della dominazione asburgica. E quindi la Commissione per il censo aveva il compito di formare il catasto del Lombardo-Veneto, che era rimasto in sospeso anche dopo il passaggio dei francesi. E Paleocapa si prodigò per congiungere la teoria censuaria alle applicazioni pratiche, perché poi bisognava applicarlo questo catasto, bisognava elaborarlo, bisognava stimolare dei dibattiti, bisognava in qualche modo calarlo in una situazione pratica e quindi fece un estimo per classi, stese un piano censuario, un sistema che doveva essere approvato dalla Commissione Aulica di Vienna, e per questo nel 1825 il nostro prende la via di Vienna. Evidentemente a Vienna non si stava male, perché ci resta 3 anni, evidentemente era un lungo e periglioso tempo quello per l'approvazione burocratica. Sfatiamo qui un mito che la burocrazia viennese fosse così efficiente e così immediata. Non lo era affatto. Diciamo che aveva un criterio che sicuramente funzionava, ma non era detto che necessariamente fosse celere, perché la burocrazia è celere quando vuole esserlo, e lo era sicuramente in questo anche quella asburgica. E infatti Paleocapa scrive all'amico Angelo Zendrini dicendo, sottolineando il suo stato di torpore, evidentemente non doveva fare molto in quel periodo, e anzi fa riferimento a un po' anche alla sua dimensione, un po' sfuggente. Vediamo se trovo. Quando dice che il suo animo pigro e indolente avrebbe bisogno di un pungolo esterno che ti sforzi ad agire, e di questo io manco pure, da che ho l'onore di essere impiegato presso l'imperial regia beata giunta del censo. Insomma, questa giunta del censo era molto beata, gli dava una bella prebenda, ma non è che lui si sentisse molto attivo. Forse il suo animo da ingegnere, che vedremo poi prenderà il sopravvento per fortuna sua, in questo momento era un po' indolente. Quindi un periodo di minore operosità che Paleocapa colma con letture anche letterarie, studi, aggiornamenti, come quelli che lo condussero a progettare un ponte sospeso sull'Adice tra Boara Pisani e Boara Polesine, sull'esempio di certi manufatti americani e inglesi. Progetto che non venne mai realizzato effettivamente per colpa di Paleocapa, perché si era trattenuto troppo con la missione viennese, e all'amministrazione erano venuti dei dubbi che questo ponte fosse realmente utile e attivo. Nel marzo del 1830 Paleocapa rientra a Venezia, nominato ingegnere capo della Direzione Generale delle Pubbliche Costruzioni. Poi sale successivamente
al grado di aggiunto alla direzione nel 1933 e poi di direttore nel 1940. Una carriera veloce nonostante dal 1932 avesse già subito le prime manifestazioni di una malattia progressiva che lo avrebbe portato poi alla cecità negli ultimi anni della sua vita. Ed è un periodo questo in cui, come vedremo, la sua opera è dedicata alla parte idraulica, che rimane quella fondamentale soprattutto per quello che interessa a noi questa sera, quindi attenzione ai fiumi e alle lagune, ma anche all'altra opera importante per il quale è ricordato, ovvero quella delle ferrovie. Per restare sulle prime, che ci interessano di più, Paleocapa si trovò a dover risolvere numerosi problemi legati al dissesto dei fiumi e della laguna. Erano dei problemi lasciati insoluti dalla caduta della Repubblica e dal venir meno della gestione unitaria del magistrato alle acque. È uno dei problemi contemporanei l'aver perduto la funzione unitaria del magistrato alle acque. Abbiamo pure perso definitivamente il magistrato alle acque in questi ultimi anni, dopo averlo confuso tra chi doveva controllare e il controllato, ma questo è un'altra questione. Tuttavia il venir meno della Repubblica aveva fatto venire meno anche la figura di questa magistratura e quindi si erano fatti avanti di nuovo le esigenze della terraferma, che prima la dominante aveva stoppato mettendo come interesse primario la salvaguardia delle lagune. Tant'è che con la restaurazione, con l'arrivo degli Asburgo, si comincia a pensare che si può rideviare qualche fiume in laguna. Orrore, potremmo dire, certo, ma che in quel momento sembrava una cosa abbastanza normale. Lasciamo perdere l'ampia fase bellica di inizio Ottocento, ma tutto lo scolo dei fiumi circostanti la laguna, e parlo di fiumi minori prima ancora del Brenta, del Novissimo o della Piave, certo. E per ottenere un consulto autorevole, Paleocapa va da quello che era effettivamente il principe degli idraulici di allora, ovvero Vittorio Fossombroni, che era il ministro degli esteri del Granduca di Toscana, ma soprattutto era l'indiscusso maestro di quella generazione di ingegneri idraulici. E Fossombroni, tra l'altro, scriverà un'opera, Considerazioni sopra il sistema idraulico dei paesi veneti, che uscirà a Firenze nel 1947, alla quale opera Paleocapa anticiperà una introduzione che in qualche modo appunto farà da tramite in questa vicenda. Ripeto, va in missione a Firenze e gli sottopone il problema. Perché allora, come oggi, la questione stava nel trovare un giusto equilibrio tra le esigenze della terraferma e quella della laguna, che sono esigenze contrastanti. Nel 1821, per capire come era venuto meno qualcuno che qui spiegasse a Vienna che le cose stavano in un certo modo, nel 1821 l'Aulico Consiglio delle Fabbriche, mostrando una grande ignoranza in materia, aveva deciso di riammettere la foce dei fiumi in laguna, modificando un'impostazione secolare. Fu merito di una sorta di situazione di lobbismo, sostenuta anche dai possidenti dell'antico patriziato, oltre che in parte da Paleocapa e da alcuni pochi casi di tecnici, se queste idee della commissione viennese vennero superate. Tuttavia, nel 1839, dopo l'ennesima esondazione, si cercò di porre ordine nei bacini del Sile, del Brenta, del Bacchiglione e dell'Adige,
dell'Adige, soprattutto nelle valli veronesi. Qui vedete appunto una mappa di questo periodo, una carta di questo periodo, diciamo gli anni 35 circa, e qui in particolare vedete uno degli interventi di cui si discuteva molto, ovvero il cosiddetto ramo del Castagnaro. Il Castagnaro era un ramo che si era creato dopo un'esondazione, un ramo dell'Adige, che già la Repubblica aveva identificato come inutile e dannoso. L'idea era di chiuderlo, perché questo ramo si era creato dopo una alluvione, e però era rimasto stabile. Non andava da nessuna parte, lo vedete, è questo qui. Rispetto al corso principale, alimentava un corso inferiore che diventava a sua volta molto pericoloso perché, non essendo in un alveo naturale, non essendo stati fatti degli argini, esondava spesso. Mi sembra sia interessante leggere alcuni passi della relazione presentata al governo in quei giorni, appunto, del 35. Il Castagnaro è un diversivo dell'Adige, derivato da una rotta aperta nei secoli addietro, e per lungo tempo fu detto a quella apertura la rotta di Castagnaro. Per decreto del cessato governo veneto si chiudeva solennemente ogni anno nei primi di novembre la detta rotta di Castagnaro, con terra, facendovi un cavedone, e con pari solennità e con la presenza del rappresentante di Rovigo si apriva il 12 di maggio. Cioè in qualche modo il canale si apriva solo d'estate. In seguito vi fu costruita una specie di pescaia di legnami, nel mezzo della quale eravi un'apertura regolata, per la quale usciva una quantità d'acqua moderata. Negli anni 1778 e seguenti il Veneto governo stabilì di chiudere tutti i diversivi dell'Adige. Furono infatti chiusi quello dell'Adigetto, gli sbalzi di Cavarzere e la Sabbadina. Quantunque però fosse decretata anche la chiusura del diversivo Castagnaro, la prudenza o il timore o qualche altro motivo consigliarono invece quel governo costruire un ponte a pile di muro, i cui vani si chiudessero con travate, all'oggetto di aprirne uno o due all'occasione di piene, per chiuderle poi nei tempi di acque ordinarie o di magri del fiume. Il fatto e l'esperienza di molti anni provarono che queste aperture riuscivano di niun vantaggio alle piene del fiume, e si è portato sino all'evidenza della commissione idraulica, eccetera, eccetera. E quindi c'era sostanzialmente una attenzione, un'analisi che derivava dagli studi che la Repubblica aveva lasciato in eredità. L'altro problema è legato, ad esempio, al Po. Siamo sempre nel 1835-1836. Il Po veniva visitato costantemente e Paleocapa stesso, ve lo immagino con qualche stivalone, a camminare nella zona del Polesine. Non c'era Scardovari evidentemente ancora in quel momento lì, che è un riporto più recente, e va a vedere che cosa si possa fare nelle zone legate evidentemente. Dove siamo? Qui, eccole qui. Le zone di confine, peraltro, no? Un po' Goro, Gnocca, eccetera. E anche qui il tentativo, il rapporto che Paleocapa indirizza alla direzione delle pubbliche costruzioni è la verifica della situazione degli argini del Po dopo una delle tante recenti piene. Siamo fino a ottobre del 36. Nei giorni 28 e 29 ottobre ho visitato le due località di Rettinella e Polesenon, tanto gravemente minacciate dall'ultima piena. Come era già stato preveduto, avvenne che al recedere di essa il corso concentrato nelle maggiori profondità che vi sono dinanzi e la mancanza di contropressione hanno fatto crescere la corrosione e il rilascio.
Onde, se il calare del Po nel momento attuale ha scemato il pericolo, è però diventato maggiore e tale da compromettere la sicurezza delle località. E se sopravvenendo una nuova piena, essi si trovassero sprovvedute di buona difesa, eccetera, eccetera. Il terzo e più grave problema è quello che riguarda la laguna di Chioggia e il Brenta. È proprio la rottura degli argini del Brenta ad Olo che convinse il viceré Ranieri a dare immediata esecuzione a un primo stralcio che riportava una parte del corso del Brenta nella laguna di Chioggia, mentre il resto del progetto venne approvato nel 1842 con una precisa scansione temporanea. Ora potete immaginare come venne accolta la decisione a Chioggia e dintorni. La decisione di deviare nuovamente il Brenta nelle lagune non solo contraddiceva un antico costume, come dicevo prima, e non solo questo era lo scotto della perdita dell'essere dominante, ma in questo caso Chioggia stessa rischiava l'interramento di una parte della propria laguna, e così fu in realtà, perché gli effetti di questa nuova impostazione si manifestarono proprio in questo caso, in cui, a fronte della soddisfazione delle aree a monte del Brenta per l'indubbio risanamento delle campagne, Chioggia accolse con forti polemiche e molte preoccupazioni la rettifica, temendo, come accadde poi, che la zona subisse un interramento, con conseguenze sia nelle attività economiche della città, con la riduzione della pesca a favore dell'agricoltura, e sia dell'ecosistema. Oggi, con il radicchio, magari sarebbero tutti più contenti, ma una volta non era così chiaro quale fosse la destinazione agraria. Le pressioni del municipio e della comunità isolana non vennero recepite, tuttavia, e quindi per un certo periodo Chioggia risente del ritorno al vecchio alveo originario. Solo nel 1896, quindi solo alla fine dell'Ottocento con il governo italiano, si dovette nuovamente intervenire per riportare il Brenta a sud, a Brondolo, dove tuttora sfocia. Quindi non è che neanche gli ingegneri di allora fossero immuni da errori, e come vedete anche allora erano valutazioni politiche, non sempre esclusivamente tecniche. Ecco, qui vedete tentativi di arginare l'Adige, di intervenire sugli ultimi rami del Po, e qui vediamo una delle grandi invenzioni, come dire, di Paleocapa, la laguna, la diga nella bocca di porto di Malamocco. Quella che voi vedete sulla destra è appunto la diga grande di Malamocco, così come la vedete qui e come invece la rivedete oggi nella versione Mose. A partire dal 1838 era stata avviata anche la costruzione della diga di Malamocco, che doveva migliorare l'ingresso del porto. Era da sempre questa la via più importante nell'ingresso in laguna. Voi sapete che nell'Ottocento si scavano le due bocche di porto, ma si scavano in modo naturale. Si allarga la bocca di porto di San Nicolò, che è sabbiosa e si crea, si amplia, si crea il Baccan, che viene ampliato, e attraverso questa apertura si crea appunto la bocca del porto del Lido, mentre si darà più tardi mandato ad un pellestrinotto, Giovanni Busetto detto Fisola, per scavare, aiutato chiaramente dall'apertura, come vedremo adesso, del porto, ma di scavare i fanghi che verranno poi messi in una certa isoletta
che sta dietro vicino alla Giudecca e che si chiama appunto Sacca Fisola. L'idea di Paleocapa era di prevedere la costruzione di due grandi dighe di 1600 metri, l'una al nord per impedire il progredimento delle sabbie, l'altra, cito da una sua relazione, l'altra al sud perché la corrente dovuta all'alterato flusso e riflusso stretta tra le stesse solcasse lo scranno che le sabbie avevano già steso davanti al porto e tenendo purgato il porto conservasse lo stesso la dovuta profondità. Paleocapa per ora ne costruisce una sola, la diga nord, e la costruisce in pietra d'Istria, cioè come i Murazzi, protesa per 2500 metri, mentre solo nel 1847 progetta la diga sud che verrà realizzata dopo la sua partenza verso il Piemonte. Grazie al gioco delle correnti, come vi dicevo, la Gran Diga aveva formato un lungo e dritto canale che, tagliato lo scranno, apriva e apre tuttora, nonostante le modifiche delle dighe mobili, un ingresso ampio e sicuro per il porto veneziano. Ovviamente Paleocapa interviene anche sui litorali. In questo che deve essere stato il suo anno importantissimo, il 1838. Tra il 36 e il 38 fa la gran parte dei progetti. Il 6 settembre del 38 si svolge una seduta nel Consiglio della Direzione delle Pubbliche Costruzioni per discutere un ordine del governo sopra le proposizioni fatte dall'imperial regio direttore signor Venturelli intorno al miglior sistema da seguirsi nella difesa dei tre litorali di Pellestrina, Sottomarina, Chioggia e Malamocco. In assenza del Venturelli indisposto, chissà se era un'indisposizione diplomatica, presiede, o come la chiamiamo noi strategica, presiede l'aggiunto anziano e però prende la parola, oltre al referente Angelo Casarotti, il Paleocapa. Questi interviene dopo una lunga relazione del collega intorno ai Murazzi e dice: l'aggiunto Paleocapa, diciamo dal verbale, è d'avviso che qualsiasi sistema di difesa che si vorrà scegliere per le nostre coste litorali debba consistere di due parti distinte, cioè primo in un'opera principale stabile che deve considerarsi inconcussa, secondo in un'opera accessoria destinata a ricevere e a rompere l'urto delle più forti burrasche, per preservare il piede dell'opera principale, che a suo parere senza questo riparo non potrebbe mai reggere, per dirla in termini più contemporanei, dei pennelli che avessero la funzione di frangifrutti e che dalle dighe andassero verso il mare aperto. La seconda parte del sistema sono le scogliere, che egli reputa perciò indispensabili dinanzi a ogni punto del litorale. Ciò premesso e venendo a considerare la parte prima del sistema, cioè l'opera stabile, e a far confronto fra le tre varie specie di opere su cui si discute, convengo con il referente che gli antichi Murazzi veneti sono superiori a tutte le difese state fino ad ora praticate su questi nostri lidi, ma esse sono anche di un costo ingente e a mio parere eccedente il bisogno nella generalità dei luoghi. E poiché i veneziani hanno appunto preferito di difendere con essi i tratti esposti del litorale, specialmente il Caroman, dove il Murazzo è un vero istmo tra mare e laguna, sono dell'avviso che sarebbe superfluo estendere di più un lavoro così dispendioso. La Commissione formula quindi le sue proposte rispetto ai tipi di difesa e sostanzialmente, come sapete, poi gli austriaci irrobustiranno e consolideranno tutto il litorale Pellestrina, San Pietro in Volta e Caroman in particolare, e poi dopo un po' il Lido. Ma evidentemente in qualche modo questo tipo di difesa si leggeva più importante e più forte lì dove l'istmo era più stretto, come abbiamo visto anche il 12 novembre con i rischi che corre. Gli studi e le osservazioni
che Paleocapa svolge in questi anni, anche pubblicandoli nel lavoro di Fossombroni e molte altre opere che pubblica in questo periodo, gli torneranno utili alcuni anni dopo. Nel 1855 sarà nominato presidente della commissione scientifica preposta allo scavo dell'Istmo di Suez. La nomina prova da un lato il raggiungimento di una fama internazionale da parte di Paleocapa. Certamente l'artefice principale fu Ferdinand de Lesseps, che aveva bisogno di avere dei riscontri o forse di tener buono Luigi Negrelli, a cui aveva scippato definitivamente il progetto. Ma segnala anche l'esistenza di un gruppo, Negrelli, Paleocapa e Luigi Torelli, che poi sarà il primo prefetto di Venezia dopo l'unità, coi quali, che sono 3 ingegneri di origine di estrazione ferroviaria. Cioè si sono trovati per motivi diversi e con Negrelli Paleocapa comincia a pensare anche a delle soluzioni di tipo ferroviario, per esempio la ferrovia Verona-Bolzano. Negrelli affida a Paleocapa un collaboratore, Gedeone Scottini, per dirigere il piano Fossombroni. Lo mette a Padova, ma dopo un po' l'amministrazione asburgica lo sposterà sui treni, cioè sulla costruzione delle ferrovie, che evidentemente erano più importanti e più immediate che non la sistemazione dei fiumi, delle valli veronesi. Gli anni 50, e poi vedremo perché nel frattempo che fine ha fatto, che fine fa poi Paleocapa, gli anni 50 sono degli anni importanti, anni di missioni, andrà a mettere a posto qualche braccio del Danubio, andrà a sistemare il Tibisco, e altri fiumi della Transilvania, insomma tra gli anni 40 e poi gli anni 50 Paleocapa diventa una sorta di star appunto della idraulica internazionale. Dicevo che come nasce questo sistema, questo interesse per le ferrovie? Intanto nasce da sempre nell'ingegner Paleocapa, ma soprattutto si era formato negli anni 40 con la costruzione della Ferdinandea. Voi sapete che la ferrovia Venezia-Milano nasce da comuni esigenze delle Camere di Commercio di Venezia e di Milano e diventa un'utile palestra dove le giovani generazioni liberali si trovano a confrontarsi. Qui più che ingegneri ci sono gli avvocati, molti avvocati che trovano 2 partiti da difendere. Da una parte c'era il partito che voleva che la ferrovia passasse per Bergamo e che quindi dopo Brescia salisse come sale l'autostrada oggi e ridiscendesse poi, ipotesi bocciata perché quelle sono zone di risorgive e quindi in quella zona le ferrovie non erano attrezzate in quel periodo a creare una ferrovia che passasse per quella zona, e quindi si crea un altro partito che è il partito di Treviglio. Il partito cioè che prevedeva che da Brescia la ferrovia andasse dritta attraverso Treviglio come va tutt'oggi. Su questi 2 partiti si scontrano avvocati che ritroveremo tutti più o meno a fianco, assieme a Daniele Manin, a Venezia alla vigilia del 48 o con Carlo Cattaneo a Milano dopo le 5 giornate. La palestra, come dicevo prima, della ferrovia Ferdinandea diventa il luogo di dibattito. Quel luogo di dibattito evidentemente di teorie anche economiche o quantomeno ferroviarie, che forse non potevano essere oggetto di altre discussioni, di altri dibattiti. Anche Paleocapa vi partecipa ed è qui probabilmente che viene a conoscere la figura di Manin e che quando scoppia la rivoluzione del 22 marzo gli affida il Ministero delle Costruzioni Pubbliche e qualche giorno più tardi anche gli interni. Può stupire un po' perché Paleocapa non sembra un liberale o quantomeno non sembra uno che sta facendo attività politica, sembra un tecnico.
Oggi noi sappiamo che anche i tecnici fanno attività politica, anzi se ne fanno, ma da questo punto di vista Paleocapa è più moderato rispetto a Manin, che comunque era abbastanza moderato certamente nella sua gestione. E se Paleocapa accetta, ancora una volta, io leggo la sua partecipazione nella volontà di dare continuità alle istituzioni ed espressione a una società civile veneta, in questo senso anche più grande, nazionale, cui Paleocapa apparteneva. Paleocapa era monarchico, accetta la neonata Repubblica, ma quando qualche mese dopo ci sarà la fusione, il voto per la fusione con il Regno dell'Alta Italia, proposto da Castelli, Paleocapa sceglie di stare con i Savoia e a quel punto andrà a Torino a sostenere maggiormente la causa veneziana. In realtà si prenderà una contumelie di insulti, di parole da Niccolò Tommaseo, perché lo accuserà di essere approfittatore di questa situazione, e perché Paleocapa poi rimane in Piemonte e diventa subito dopo ministro. Sarà ministro dei lavori pubblici per 10 anni, prima con Casati, poi con D'Azeglio e infine lungamente con Cavour, fino alla fine del 57-58, quando poi diventa quasi cieco ed è costretto a dare le dimissioni. Dicevo prima che la figura di Paleocapa nel frattempo è diventata importante, è diventata internazionale, ha assunto una dimensione talmente importante da essere chiamato a presiedere la commissione che sta studiando il taglio dell'Istmo di Suez, ma è diventato anche un uomo delle istituzioni. Qui, in questa sede, è diventato socio, è entrato nel 1833. Poi sarà socio alla riapertura dell'Istituto Veneto nel 1939, senatore del Regno, deputato al Parlamento subalpino, socio di molte accademie, come si dice in questi casi, e di molti ordini anche aristocratici e nobiliari, da quello di San Maurizio e Lazzaro, la Corona d'Italia, il Collare dell'Annunziata. Diventa persino, gli viene data persino la Legion d'Onore francese. Ma l'altra cosa importante, poi ci avviamo verso la conclusione, è che Paleocapa continua a lavorare per le ferrovie dello Stato di Sardegna e poi del Regno d'Italia. E a lui si deve non solo una moderna rete viaria, una moderna rete di navigazione, ma appunto una rete ferroviaria, per esempio la linea che collega Genova-Novi, la costruzione della Galleria dei Giovi, 1854, il traforo del Frejus, il primo costruito sotto le Alpi, iniziato nel 1857 e inaugurato 2 anni dopo la sua morte, nel 1871. Persa progressivamente la vista, si dimette da tutti i ministeri, ma Cavour e Vittorio Emanuele lo vollero ministro senza portafoglio ancora per un po' di tempo, fino alle dimissioni del governo dopo Villafranca nel 1959. Nel frattempo rimarrà presidente delle Ferrovie dell'Alta Italia e contribuirà a stilare la legislazione sui lavori pubblici, che è sostanzialmente rimasta in piedi con accorgimenti e modifiche fino alla nascita della Repubblica Italiana. Dopo l'Unità d'Italia e dopo aver declinato l'offerta del re di formare un nuovo governo nel 67, Paleocapa torna a Venezia, ci torna quasi cieco, ma ancora una volta vuole dedicare le sue ultime energie e pensa 2 cose attuate poi in parte. Diventa presidente per una commissione di studio per il miglioramento dei porti e delle lagune
e interviene, sostenuto appunto da Torelli, che nel frattempo era diventato prefetto, per creare una stazione marittima a Venezia. Dove la pensa di creare? Questo è Campo Marte, cioè Santa Marta, tanto per capirci. Questo avrei qualche supposizione a pensare si tratti del canale della Scomenzera, con un po' di immaginazione. E qui pensava di creare le banchine, quindi non tanto distante dalla zona dove è la prima stazione originaria, ma soprattutto pensava che il porto di Venezia dovesse essere un porto di transito, non tanto un porto di arrivo definitivo delle merci, ma un porto di transito tra il nord e l'oriente. E questo Paleocapa lo considera e lo lega molto con Suez, perché se si apre Suez, se si torna a navigare in Mediterraneo, Venezia può riprendere di nuovo vigore e quindi può essere un porto di passaggio, ed ecco perché pensa all'allargamento delle bocche di porto e dei canali maggiori come quello della Giudecca, che pensava di scavare con i cavaporti, oltre a creare un Lloyd italiano, una sorta di compagnia italo-elvetica alemanna che spaziasse dall'Egitto al Giappone e comunque vedendo in Venezia il perno di una più ampia portualità alto-adriatica. Un altro ultimo progetto vedrà la luce dopo la sua morte e sarà quello di Bacino Orseolo. Bacino Orseolo aveva pensato, Paleocapa aveva pensato che si potesse entrare nel canale che oggi corre dietro il Palazzo Reale e che è stato in parte interrato, e che si potesse giungere a avere un molo di traffico e di carico e scarico delle merci in Bacino Orseolo, dove oggi stazionano le gondole. Delle amicizie di Paleocapa con gli ingegneri ferroviari testimonia questa cartina dell'Istmo di Suez tratto da un'opera di Torelli, appunto. E questo invece, che è un opuscolo nel legato di Carlo Ghega. Carlo Ghega è un altro ingegnere nato a San Pietro di Castello e che ha avuto una grande fortuna nella storia delle reti ferroviarie asburgiche, e che qui vedete è finito in un legato che fa parte della Biblioteca Marciana, e che qui porta una dedica autografa di Luigi Negrelli, 1855, all'esimio signor consigliere, eccetera, eccetera. Ecco, questi sono i legami di questo gruppo di persone di cui Paleocapa è stato espressione, di questa società civile così preparata tecnicamente e tecnologicamente, di cui Paleocapa è stato interprete, con i loro errori, come quello di Chioggia che abbiamo visto, altri ne fece nelle valli veronesi, che oggi ho un po' velocemente tralasciato. Paleocapa muore a Torino il 13 febbraio 1869 ed è sepolto oggi nella Certosa di Collegno. Subito dopo la sua scomparsa gli si dedicarono strade, scuole, un po' dappertutto, persino a Ismailia, città costruita per l'apertura del canale di Suez, gli viene intitolata una piazza, mentre la sua figura è ricordata da almeno 2 busti e da almeno 2 statue. Questa di sinistra, che vedete a Torino, e l'altra, questa è fatta da Odoardo Tabacchi nel 1871, l'altra che è quella che vi dicevo oggi sta ai Giardini Papadopoli e che forse chi è un po' meno giovane ricorderà stava in Campo Sant'Angelo, e dove alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale è stata spostata quest'opera di Luigi Ferrari, che lo vede con un cartiglio in mano con il disegno della diga di Malamocco.
e doveva fare una sorta di trade union, Manin, Paleocapa, Tomaseo. Poi forse l'hanno considerato a torto un po' il vaso di coccio e l'hanno spostato per quel fugace sguardo di cui abbiamo detto prima ai Giardini Papadopoli. Grazie. Grazie Michele per questa, si sente sì, relazione così puntuale, precisa e piena anche di spunti interessanti, anche quest'ultimo, no? Segno di una cultura, la statua dello scienziato viene portata via, i letterati sono degni di rimanere al centro della città, lo scienziato lo mettiamo ai giardinetti, è anche un po' una storia, un segno, no? Della storia italiana, mi pare significativo. Ma ci sono in realtà tanti motivi e tanti fili che varrebbe la pena di evidenziare, e ci saranno anche altre occasioni. Io volevo così sottolineare alcuni motivi, alcune questioni, prima di dar spazio a voi per qualche domanda in questa relazione che si è spostata, per così dire, dai sonetti di Foscolo, no, neoclassici, fino alle tragiche vicende di Amneris, Aida e Radames, no? L'Aida di Verdi è dedicata all'apertura di quell'evento storico, insomma, del canale di Suez. Ma ci sono anche altri motivi di complessità che emergono bene, mi sembra, da questa lettura, soprattutto questi piani spaziali, no? Geopolitici, che si incrociano in un periodo relativamente breve, la vita di un uomo, e sono segno di un'accelerazione della storia, no? Ancora una volta dalle isole greche, da queste piccole isole del Levante, al mondo asburgico, mitteleuropeo, all'Italia unita e quindi anche questo legame tra, come dire, sudditi dello Stato d'Amar, no? Che poi quando lo Stato d'Amar non c'è più, come appendice veneziana, cercano in qualche modo di integrarsi, creando anche diversi miti mediterranei della loro appartenenza, su cui non abbiamo modo di parlare, su cui sarebbe invece interessante tornare nel corso dell'Ottocento, che sono significativi. Qui, questo è il luogo di Tomaseo, no? Tomaseo viene dalla Dalmazia. Quindi qui cogliamo dei fili che non sono solo quelli dei grandi intellettuali, dei grandi scrittori, delle statue monumentali che stanno nei campi veneziani, ma anche di strutture più profonde, come dire, no? Di legami più profondi. Qui abbiamo visto significativo di questi piccoli burocrati che erano addetti proprio al mantenimento delle carte di questi rettori dello Stato da terra e da mar, che pian piano emergono e diventano più importanti dei loro vecchi padroni, no? Arlecchino, servitore di due padroni, insomma. Il mondo si rovescia e quelli che erano a servizio di questi nobili, che li controllavano in modo molto paternalistico, perché i cancellieri non venivano votati per un concorso per eccellenza, come oggi mettiamo i cancellieri di tribunale, no? Si fa un concorso e poi si va, il medico fa un concorso e va. Dovrebbe essere così, no? I docenti, no, venivano scelti dal nobile veneziano, che andava in quella sede. C'era il rettore di Retimo, il rettore di Marostica, il rettore di Padova, e diceva voglio lui. Quindi questo era chiaro di un legame che non era quello del sapere astrattamente inteso. Certo che se un nobile veneziano era intelligente, teneva a portarsi dietro uno che ci sapeva fare, non un cretino, anche perché poi ne scapitava lui, no? Ecco, se le cose non funzionavano a dovere. Però, ecco, c'è questo legame antico tra questa famiglia, 2 o 3 generazioni, e poi l'inserimento nel mondo. L'ultima cosa è, l'abbiamo già fatto in un corso ottocentesco, e io mi chiedo, questa specie di fantasma, no? Che aleggia in questa specie di vicenda, un po' potrebbe anche tracciare in modo romanzesco, no? È una domanda generale, forse vale la pena di porsi, visto che oggi riteniamo che quel soggetto che adesso evocherò, questo fantasma, stia scomparendo, e cioè la borghesia. Se noi dovessimo forse sintetizzare, immaginare una sorta di segno distintivo di questi personaggi che nascono in un mondo lontano, Passarovitz, le guerre del Settecento, le spartizioni territoriali, e poi Napoleone, e poi tutto quello che viene, no? Gli austriaci, e poi di nuovo l'unità d'Italia, no? Ecco. Questo, che cos'è la borghesia? No? L'avevamo già fatto in un corso, che cos'è la borghesia?
Io una volta avevo trascorso un periodo a Fiesole, c'era un bravo storico, si chiamava Raffaele Romanelli, che proprio si interrogava su questo. In Italia e in Europa che cos'è la borghesia? Quali sono le definizioni? Sono i funzionari? Forse. È una questione di modi di vita, di come ci si veste, di cosa si compra, di cosa si mangia, di dove si va in vacanza, dei rapporti affettivi, familiari, di come si arreda la casa. Questo è un caso veramente, secondo me, queste piccole vicende che abbiamo sentito oggi di Paleocapa possono anche contribuire, no? a arricchire il fascicolo di questo tema, di un soggetto di cui tutti parliamo, la borghesia. Oggi è in crisi la borghesia, oggi non c'è più la borghesia, ma quando siamo costretti a definire che cos'è la borghesia, poi facciamo fatica a definirla, facciamo fatica anche nel corso dell'Ottocento. Sono i possidenti, è chi ha la terra, no? Non i contadini che la lavorano naturalmente, mezzadri e quelli, esatto, i vecchi mezzadri che però cominciano a possederla, non sono più mezzadri. Va bene, grazie Michele per questi spunti. C'è qualche domanda? C'è qualche domanda? Abbiamo il microfono come sempre gentilmente fornito. Siamo stati esaustivi. Tu, dai, sì. Parla forte verso loro, dai. La marittima bellissima che abbiamo davanti, la ferrovia è costruita dagli austriaci. Allora sì, dunque sì, 47. L'inaugurazione del ponte traslagunare del 47, poi verrà interrotta, verrà completata, la ferrovia Venezia-Milano viene completata dopo l'Unità d'Italia. E partecipa anche Paleocapa sì, alla costruzione della ferrovia, sì, ecco, questo mi interessava sapere, grazie. Sì, in parte contribuisce alla progettazione, ma diciamo in questo momento è un progetto precedente evidentemente. Dopodiché lui lo attua anche negli anni 50. Il problema è che dopo il 48 va via, quando va in esilio resta a Milano, lo riprenderà poi l'ultima parte. Perché poi c'è il porto, avevo immaginato il porto, anche quello è interessante, la stazione marittima. Sì, infatti. Vedete che questo è del 1 novembre del 67, quindi è proprio immediatamente un anno dopo esatto l'Unità d'Italia. Bene, pare che posso ringraziarvi. Allora, buona serata. Mercoledì prossimo con Piero Falchetta e grazie. E la conclusione. E buona serata.